La civiltà occidentale è in crisi, in profonda crisi. In crisi è la percezione della fondamentale relazione tra la vita e la libertà, che è la ragione ideale ed etica su cui tutto il resto si regge. Tutto si regge sul principio, che ogni essere umano, per il fatto stesso, che è un essere umano, ha il diritto e il dovere alla vita e alla libertà. La crisi riguarda non la percezione del valore ideale ed antropologico di parole così importanti, ma l'origine nativa delle stesse. Vale a dire, l'Occidente, oramai imbevuto di egoismo ed edonismo, pretende di esercitare il possesso esclusivo sulla vita e sulla libertà. Queste ultime sembrano essere soggette esclusivamente alla convenienza ideologica dominante, la quale di volta in volta muta a seconda dei progressi scientifici e tecnologici. La tecnica genera la vita, la scienza definisce la libertà, e l'etica è tale se non si oppone a queste nuove dinamiche. Il processo biologico della vita è oramai talmente chiaro, che la scienza offre la tecnica per farne l'uso che si vuole o per decretarne la fine prematura. È l'uomo, insomma, che, forte del nuovo sapere, decide cosa è la vita e cosa è la libertà. È la negazione della verità naturale, la quale si apprende dall'osservazione stupida e analitica della natura per come la stessa accade. Potendo incidere sui processi naturali, e quindi anche biologici, l'uomo occidentale pretende di stabilire, ad esempio, che l'embrione non è già un essere umano. Dal momento che è possibile interferire sull'originarsi della vita, trasformando la vita stessa in un prodotto, si riconosce il diritto alla paternità e alla maternità, che diritto, purtroppo, non può essere. Il diritto alla paternità e alla maternità determina e certifica la più preminente contraddizione della e nella civiltà occidentale in quanto di fatto nega la dignità del diverso. Il rispetto del diverso, che rappresenta l'essenza autentica dell'Occidente, è nullo e perde di valore etico relativamente al modo di concepire e di vivere la procreazione, non più l'accoglienza grata di un figlio, bensì la pianificazione e la definizione di un figlio. Il figlio, che è il diverso per eccellenza in quanto irrompe nel mondo come soggetto nuovo, è l'oggetto da fabbricare in provetta e in verità. Vale a dire, l'Occidente non accetta più quella diversità, che appare materia indefinita o invisibile, l'embrione umano, il feto come già figlio, come già un essere umano con tutta la sua specificità e unicità. L'Occidente è in crisi sul fatto che, se la vita non detiene in sé per sé la libertà di originarsi ma la stessa subentra in un esatto e preciso stadio del processo biologico, scelto arbitrariamente da qualche luminare, l'essere umano è uno schiavo, che si illude d'essere libero. La vita, nel suo istante sorgivo, il concepimento, è la forma assoluta e perfetta di libertà. Violare questo dinamismo naturale, tramite assurde e criminali ideologie, significa rendere nulla l'intera civiltà occidentale. Significa rendere semplicemente inutili i valori, la solidarietà, il rispetto, la pace, l'amore, l'odio, eccetera. Rispettare la natura del nascere è la precondizione per affermare il principio per cui ogni essere umano, per il fatto stesso, che è un essere umano, ha il diritto e il dovere alla vita e alla libertà.